Il carnevale culturale è un aspetto del carnevale che insomma fa piacere, non c'è solo la sacrosanta gozzoviglia, ma c'è anche l'opportunità di far godere il proprio cervello. 50 eventi in 18 giorni, con 20 tra le più importanti istituzioni culturali della Laguna. I turisti cinesi in città ammontano a 300.000 presenze circa, quindi il contraccolpo non è tanto dalla Cina ma è tanto dalla paura che le persone hanno di viaggiare. Credo però che ci sia sempre il rovescio della medaglia, perché chi non andrà all'estero magari si rivolgerà all'Italia per gli italiani, e gli europei probabilmente ritroveranno Venezia, a cui sono già molto affezionata, come un posto dove venire a soggiornare. Dopo il calo di turisti provocato ancora oggi dall'acqua alta di novembre, è arrivato anche il rischio psicosi coronavirus a minacciare le presenze in città per il carnevale, difficoltà che Venezia affronterà anche con una straordinaria offerta di eventi culturali, 50 in 18 giorni, coinvolgendo 20 tra le più importanti istituzioni culturali cittadine. Una miracolosa sinergia che viene creata ogni anno, mettendo assieme le energie comunque già presenti sul territorio da parte di associazioni culturali, istituzioni, musei, naturalmente anche piccole e grandi realtà di questa nostra stupenda città, che comunque già nel passato magari facevano delle iniziative durante il carnevale, ma che magari non avevano il giusto risalto, il giusto rilievo, perché non erano inserite in un programma articolato. Un programma di 18 giorni di gioco, amore e follia, 3 temi che, ispirandosi ad una frase di Erasmo da Rotterdam, rappresenteranno il fil rouge del Carnevale 2020. Un programma di appuntamenti rivolti a un pubblico adulto e a un pubblico di bambini, musicali, o delle mostre, dei laboratori per costruire delle maschere e altri. Musica, prosa, mostre, proiezioni cinematografiche, visite guidate e laboratori, con la collaborazione tra gli altri di Biennale, Teatro La Fenice, Museo M9, Fondazione Musei Civici, Collezione Peggy Guggenheim, Centro Culturale Candiani, Ateneo Veneto e Palazzo Grassi, con una raccomandazione. Il carnevale lo fanno le persone, lo fanno i veneziani, lo fa chi viene, lo fanno i turisti, e quindi devono venire in maschera, non è è proprio un diktat, venite in maschera. Poi dopodiché, per chi non l'ha mai fatto, per chi non ha mai passeggiato a Venezia tra le calli, travisato, vestito in maschera, è un'esperienza fondamentale che va fatta nella vita, assolutamente. Quindi non fate i furbi e non venite mascherati da voi stessi, quella non vale. Grazie per averci seguito, una buona serata.